todos e bene agattados. Oe a storia siamo a questionare di politica, de sos mannos de su pensamento politico e più in generale di cultura e finzar de scuola. E questo che abbiamo su piacere in mano, sa fortuna, di essere con noi a Laura Stocchino. Grazie a Laura per essere qui con noi. Salute a tutti. Laura, tu sei professoressa, sei intro nel mondo della cultura, hai fatto una scuola socioculturale di Antonio Gramsci in Castello e hai finito esperienza politica, potremmo questionare un po' di tutto. Ma innanzi di entrare in conto che ha mornato, cerchiamo un po' di conoscere meglio. Vuoi essere una scuola pesata, quali sono i studi che hai fatto? In poche parole, chi è Laura Stocchino? Io sono nascita in Nugor e come te me da noi si ha poi studiato a Castello, una laurea in filosofia e poi questa laurea poi seguiva a studiare un dottorato di ricerca in filosofia antica. E poi insomma piccato abilitazione per l'insegnamento e dunque da 2016 sono un insegnante. Tu hai fatto un percorso, servita da città, da Castello, quale sono i rammentamenti della piscina tua, di quando hai studiato e quando torni a Bidda, in città di Mensus? Bidda Manna. Come te la iesi? I rammentamenti sono positivi, che noi abbiamo una Bidda Manna, cui via da galo possibile fare una bella infanzia. Oggi, quando torno a Nuoro ho l'impressione di una vita che ha perso un pago di forza e di vitalità che non bisogna più giovani. E dunque manca le persone che in qualche maniera facciano Nuoro esattamente sarda, no? E dunque questo manca a me. Ha insegnato in Nuoro un anno, ha più l'impressione che questa cosa mancava a me e che la scuola abbia da un ruolo importante. Quando tu sei cresciuta in questi anni, hai visto il scambiamento della città e credo che sia il scambiamento delle persone e del modo di essere in relata con queste persone. Sui chinato non penso che sia più e te vai in Nuoro quando tu torni e ti intendi? La famiglia, che principalmente questa, poi qualche amico, ma su Vichinao no, ma per me non basta, magari mamma mia è diverso poi però non intendo questa identità che mi dà forte. Tu hai fatto tante cose, andiamo a questionare. Vado un progetto, una cosa, una battaglia che ha mandato davanti e che ti ha dato soddisfazione per le altre cose, finza su impegni in politica o come maestro in scuola o come cercadora, come femmina che ha cercato di mandare davanti certi progetti. In primis da parlare che in generale la battaglia, la lotta che ha fatto raramente hanno ottenuto risultati importanti, che viene a battaglia e lotta che oggi insomma perdiamo, no? In politica in particolare. Forse la lotta che fa con più risultati è questa culturale, che fa con la scuola, come appunto insegnante e come in sa socio Antonio Gramsci in altre associazioni che hanno a che fare con il fascismo e insomma la politica in generale. In questa scuola noi chi stiamo medar bortas e per me medar bortas non ne visto cose che non sono vere, macchine spure, tontese dei giovani che non si impegnano più, che non hanno interesse per la cultura. Tu hai te ogni giorno in scuola. Io non penso che noi fimmo mezzo di questi giovani di oggi. Io lo confermo questo, che i giovani sono giovani sempre.
La differenza è che per noi si vive una possibilità di realizzare qualche biso, no? L'idea oggi è che questa cosa sia impossibile e dunque pensano sul cambiamento, ma pensano anche che questo cambiamento non è possibile. Ma questo non significa che non hanno desiderio di cambiare, di fare, di si ponere in pari, si può fare qualche cosa, ma non basta il suo logo per lo fare. Ecco, non te ne fosse sa fiducia in subvenitore, questa è la colpa più umana che ne noi. Assolutamente. Sempre stanno in conto di cultura, di formazione, a Castello si sente l'assozio che aumenta Gramsci. Da dove nasce questa idea? Gramsci è uno dei suoi intellettuali più umani del mondo e forse a volte si questiona troppo, non lo conosco, e forse si finza a cercando di lo fare bene sempre in questa stessa maniera. A voi si come interpreta questa idea di fare un assozio in Castello? L'assozio era nasciuto come un'evoluzione del circolo Antonio Gramsci Castello, che viene un circolo del partito della rifondazione comunista. Che ad un certo momento abbiamo pensato, insomma, questo satiro, che era necessario fare un assozio che poteva fare attività extra politica o extra partito, dunque attività dell'università in particolare. Inizialmente è stata GAI. Oggi l'assozio Gramsci è un'associazione del quartiere, cioè è radicata in su quartiere dei Smirrioni da 20 anni ed è un punto di riferimento, si può dire, GAI per il quartiere e per la città di Castello. Dunque, l'argomento principale non è Gramsci, ma la tematica che Gramsci ha affrontato e su che ha scritto. Una troppo umana, ecco. Stiamo questionando di un modo di pensare che è sempre, come ti si dice in italiano, attuale. Voi sì. Te fa che ti entri sul circolo? Quanto sei? Come ti sei organizzato? Siamo organizzati una decina di companzas e companzas che fa che non pago tutto, no? Tutto su traboladore, perché come siamo molto umanos. L'attività principale è questo incontro culturale, dunque la presentazione, proiezioni di film, che siamo un circolo di cinema. E poi in particolare da qualche anno abbiamo questa biblioteca popolare che aperiti insomma qualche volta alla settimana, come perché sul lockdown con qualche problema, ed è una biblioteca che ha che impamizza libri de medas argomentos, in particolare politica, filosofia, storia della Sardegna e documenti politici, questa letteratura che non va senza biblioteca ufficiale, no? Come qualche opuscolo, non so come non narra in sardo, no? Della sinistra extraparlamentare. Dunque, in questo anno, medas accompagnano non donato sul libro, sul materiale che avevano in Sadormo. In concreto, dov'è che sbagliamo? La rivoluzione che ci sogniamo la notte la fanno gli uomini. Milioni di uomini. Classi intere. Ma come può nascere oggi questa volontà collettiva, qui in Italia? Non soltanto dall'operaio, c'è il contadino. 7 milioni di contadini di fronte a 4 milioni di operai. Come gli parli oggi al contadino? E c'è il piccolo borghese. Nel 22 si è illuso di fare la sua rivoluzione. Mussolini lo solletica. Gli martella dentro la testa l'illusione della sua superiorità di fronte al popolo. Come ci risponderebbe lui, che con la divisa addosso o con l'impiego dello Stato si sente signore, si crede istruito? Dietro le spalle c'ha i debiti, la biancheria rammendata, lo squallore di tutti i giorni. Ma andiamogli a parlare di rivoluzione. Peggio che se fosse morso da un serpe. Lui, borghese, con il diploma in saccoccia, confuso con la dittatura dei morti di fame. Meglio allearsi con i carabinieri, piuttosto. Quanto conosci Gramsci?
Ma io penso che in questo ultimo 20 anni lo conosciamo meno di prima, che appunto su trabalho fatto da istituti, associazioni, laboratori dedicati a Gramsci sono meda in Sardegna. Penso su Gramsci Lab, l'Istituto Gramsci di Castello, Noisi, insomma, siamo su meda oggi che facciamo questo trabalho. Questo è in un certo modo anche un Gramsci pop, no? Che tutti leggono, tutti conoscono, ma dopo penso che non sia da negativo in assoluto questo, anzi, è in sa natura di Gramsci. Certo, serviti anche lo conoscono in maniera filologica e rigorosa, ma da questa banda è importante che tutti possano leggere Gramsci. Insomma, Quindi si può scrivere su che ha fatto. Esattamente, sì. Chi è, insomma, è moderno, no? Poi il moderno Gramsci. Che meda categoria che chi ha inventato e ha pensato e scritto sono utili, sono una crea che non ha dato per comprendere il presente. Penso a una categoria come quella del subalterno, che è una di egemonia, che non serve proprio per comprendere la situazione attuale, internazionale. Oggi Gramsci, no, è tradotto, è letto, è scritto in tutte le lingue, in Africa, in America, insomma in tutto il continente, che questa categoria pensata in suo vecchio sono gallo attuali. Le aziende conoscono Gramsci, che a fondo come te fa che tu e fa che si interessa socio. Qual è questa cosa che più ti ha dispantato da Gramsci? Le aziende, lo cercando di lo comprendere, che poi quando si entra in questa politica forse non si comprende bene quanto è fatto in una maniera fonduta questa analisi della società, della politica. E questa cosa più spantosa? Da Gramsci penso sono stata intellettuale, sul coraggio che ha più di comprendere degli errori e in qualche maniera dedicare la vita in carcere a questi errori, a comprendere come è arrivato sul fascismo, che lì viene gli errori del comunismo di questo tempo. Dunque questa lezione è gallo attuale. L'altra cosa è l'attenzione a questi altri, alla comprensione della situazione, dunque questa che in filosofia si chiama dialettica, capacità di leggere le cose che ne la semplificare meda, ma mantenere sulla sua complessità, ecco. Antonio, la crisi economica sta portando alla rovina ceto medio, artigiani, contadini. Tu credi che questa gente si può convertire così? Di un colpo? Milioni di miracolati? Il socialismo non è il miracolo di San Gennaro. O pensiamo di conquistare il potere soltanto con le avanguardie, senza fanteria, lasciandoci dietro milioni di uomini? A chi li lasciamo i contadini? Anche i più arretrati, quelli della Sardegna, della Basilicata. Come trasformi il loro malessere in azione rivoluzionaria? Il Sud è una polveriera, ma senza guida non esploderà mai. Antonio, la terra! La terra, certo, la terra! Domani al tuo paese i contadini organizzano una protesta. Tu che cosa fai? E dico, dividiamoci la terra, subito. E sbagli. La prima cosa che devi fare è andare dai padroni, portargli via le armi, armare i contadini e poi dividere la terra, altrimenti vi accopperanno tutti come hanno fatto i fascisti. Ma non è mica facile. Certo, non è facile convincere i contadini a prendere le armi. E non è facile con il piccolo borghese. Come entriamo in un altro conto, tu fai che me das cosas, tu sei interessa politica. Per moderna sei stata segretaria regionale di SUBRC. O pare che quando uno saprà la comunista è una cosa essa, e te serve da essere comunista in questa società, come siamo tutti modernos, a te serve. Ma allora, io penso che sul fallimento, no, storico del suo partito in qualche maniera insomma, pone dei problemi, no?
ma su che dobbiamo pensare che se il partito ha fallito, la forma del partito ha fallito in qualche maniera, la sostanza non è cambiata. Oggi è pruderisi su che bio e che le analisi marxiste erano valide. Esiste il capitalismo, esiste la lotta di classe, ma è una lotta che non facciamo noi, ma che fa qualcun altro su ricco, su povero, e chi è vincente. Dunque, dopo penso che siamo un poco influenzados da storia, che è una storia di fallimento in qualche maniera. Però non conta il suo partito, non conta il suo pensiero. L'idea ma come ora, come te como è valida. Che cosa significa oggi essere comunisti? Che cosa significa oggi essere comunisti? Che cosa significa? E per caso il dizionario dei sinonimi. Vediamo cosa dice alla voce crisi. Peggioramento, scompenso, accesso, parossismo, modificazione. Perturbazione, difficoltà, dissesto, recessione, depressione, rovina. Squilibrio, turbamento, smarrimento, inquietudine, sconcerto. Onorevole, quale espressione preferisce per il suo partito? Apicella, la conosco, doppio costume, l'ho già visto in televisione molte volte. No, io sono comunista. Siete un partito da rifare, siete scomparsi, galleggiate a mezz'aria. Bisogna usare idee, bisogna usare problemi, bisogna usare bisogni, ma non si rende da un partito che sia rappresentativo di tutto questo mondo umano. Abbiamo questionato, tu prima hai fatto un cenno a una cosa che secondo me è sclara, evidente. Abbiamo sempre più persone che possono narrare tribali come possono, che non hanno più diritto, che la gente tribali a po' pago più di un piatto di macarrone, a narrare. Non viene, non hanno la possibilità di avere una rappresentanza. Come mai tutta questa gente non riesce a stare dentro un partito? Ma il problema forse è sul partito, cioè l'idea che questa sia l'unica maniera di essere a pari, non manca, non basta egale una soluzione che pone a pari queste persone intorno a un'organizzazione collettiva che via documenti sul partito. Vi credo un'altra cosa secondo te? Penso, perché questa è l'unica cosa che non torna, ecco, che appunto tutta questa cosa torna. E dunque potrebbe essere che questo tempo non sono tempo per il partito, cioè l'organizzazione di un partito che demandava dalle persone di mettere tempo libero. E sul tempo libero non è un beste pruso. E dunque come fa a lavorare appunto in Parisi in un tempo che non basta. Penso che questa trasformazione sul traballo le ore che noi dedichiamo sul traballo sono meta del pruso del passato e dunque sul tempo libero non basta pruso. Questo è un problema a mano. Certo, non basta pruso sul clima delle lotte, non bisogna più lotte in comune che sono usate, penso alla questione dell'armata militare, che non esiste praticamente pruso sul dibattito politico sul Consiglio regionale, e dunque basta una contraddizione tra sul paese legale e sul paese reale, che in Sardegna si intende sul palazzo ed è un'altra cosa. È un altro mondo. Dunque già manca non è da meno di questa cosa, ecco. Guardi, buonasera. Padre di Ciacca. Lei è il papà di Ciacca, il signor Ciacca. Sì. Il signor Ciacca. Neanche il rendimento, insomma, non ci siamo. Nell'ultimo compito di italiano gli ho dovuto mettere 4, ma ho fatto uno sforzo perché in realtà avrebbe meritato un 2. Niente, Andrea ha delle difficoltà ad esprimersi. E insomma, io non so.
ci sono dei problemi in famiglia, c'è qualcosa che devo sapere, che forse non so, come... Come che? Come che? Come che? Non lo so. No, ecco. Appunto, forse non ha capito quello che sto dicendo. No. Quello che sto cercando di dirle è come vi esprimete in casa, insomma, questo ragazzo gli fate leggere un libro ogni tanto, come comunicate, ecco. Professore, perdiamo la calma. Io non sono uno di quelli che dice, ah, lei non sa chi sono io. Lei veramente non lo sa chi sono io. Lo sa? No, No. non lo so chi è lei. È vero, lo vedi? Ciacca è, come dire, fermo al primo livello dell'esistenza. È, per usare un eufemismo, un mentecato di proporzioni rare. E il ragazzino va male a scuola? E che è colpa mia? Oppure volevamo dare la colpa al ragazzino che ha 17-18 anni e non mi ricordo manco quanti anni c'ha? 17 anni. Grazie. La colpa è la tua, la vostra. Imparate a fare il lavoretto vostro, che non ve fate fan cazzo. Senta, guardi, innanzitutto non alzi la voce perché questa qui è una scuola. Grazie mille, professore. Complimenti, arrivederci. Il buon esempio non è E io do da lei il buon esempio? Ma saranno cazzi mia come mi esprimo a casa mia? O no, professore? Ma come si permette, vorrebbe sapere? Cosa sta facendo? Si No, alza in cosa fa piedi? lei? Mi vuole minacciare? No, invece Pensa questo- che io ho paura? Si vergogni, che non si ricorda nemmeno quanti anni ha suo figlio. 17, ma hai detto adesso? Ma si Quanto vergogna. prendi al mese? 1000, 1100? Mi devi comprare a te tutta la scuola, poveraccio. Lei è solo un qualunquista. Qualunquista ancora con questi insulti? Mo da una pizza t'attacca al muro. Lucio, accompagni fuori il signore per cortesia. Sto pezzente di cavolo, non mi toccare. Oh, aspetta, devo fare che stacca la cosa. Sto struzzo. Ma chi è quello? Però lei ha trasceso, gli ha dato del qualunquista. In si scuola, tu e te serbidinde, come ti scambiata si scuola da quando tu hai cominciato a trivagliare a oe? In mezzo sei in peuso. Si pensa come traballadore la situazione è peggiorata, come in tutto il traballo. In un caso di scuola non fa che Non è un'eccezione. No. Si pensa però dal punto di vista degli studenti, la scuola è mezz'orata. Che sormetto, l'approccio, l'attenzione alle cose, alle emozioni, ai bisogni individuali, sono mezz'orata. E dunque non si può narrare perché si scuola di prima via da mezzo. Questa è una frase fatta, chi si narra, ma non è vera. E dal punto di vista del traballadore, chi è scambiato, e dunque un insegnante mi dà volta di narrata via mezzo prima. Ma per te chi è il traballadore, questo può essere vero, ma per gli studenti non è gai, che come appunto me la scuola andare in una direzione più democratica, più giusta, più accogliente, ecco, si può andare. Quali sono i problemi più umani della scuola? Il problema principale è il reclutamento degli insegnanti, cioè come venimmo cercati e separati, che è meda precariato, sono insegnanti precari sono meda, e questo problema non è mai risolto completamente. E dunque in scuola arriva di tutto, che ne selezione, che ne prospettiva sopra il programma. Questo è un problema che sento mai. L'altro problema è che non va a badinare per la scuola. E su dinari chi basta non è programmato. Arriva casualmente, qualche volta. Come ti si narra, tocca di andare a Santa Ranza, tocca di fare con sughi di rides. Esatto, magari. E invece, sono programmi in scuola, come sono questi programmi? Noi diamo ai giovani nostri la possibilità di comprendere il mondo, secondo te? O sono programmi sono sempre bezzo, sono sempre la stessa cosa? Tu e te pensi? La prima cosa è che non bisogna più usare programma.
E dunque questa cosa la devono imparare i studenti, le famiglie e i loro colleghi di lavoro. Non basta più sul programma, dobbiamo arrivare a dei obiettivi, perché uno le multi di competenza, no? E dunque basta la possibilità di allegare sul tempo presente. Siamo noi come insegnanti che dobbiamo imparare che questo obiettivo è scuso. E dunque anche si seppero dell'argomento da trattare per perseguire questo obiettivo. In storia, che è paradigmatica, no? In questo senso, dobbiamo imparare che la storia del suo passato serve, ma che cosa deve essere lasciata a un'ala che è più urgente a legare dell'attualità o di questioni del suo passato che servono per comprendere l'attualità. Sono giovani, si ti dimandano, stanno scontro di storia, e te li interessa? L'attualità meda, le questioni politiche, sociali, internazionali, allegare proprio su che sta avvenendo come, cercano di creare per comprendere, per leggere, è un'urgenza proprio che sentono. Forse si tenne più possibilità di noi si viene internet, la televisione, ma poi questa cosa è stata una mistura manna e forse non si comprende bene che succede in questo mondo. Sì, pare paradossale, no? Ma oggi hanno preso possibilità e conoscono meno di prima, e meno su chi accattano e dunque non sono sempre in grado della gestire in qualche maniera, ecco. E dunque dimandano a questa scuola degli strumenti per leggere tutto questo materiale. Di cercare un po' di separare, di cercare di comprendere, di relare tra le cose che accadono in altra parte del mondo, forse sì. Manca a questo, che qualcuno lo accompagna da comprendere su chi siamo vivendo. Penso che un problema è che molti di noi insegnanti hanno perso lo spirito politico e dunque non siamo noi in grado di fare un discorso di questo tipo. Dunque prima, in passato, anche gli insegnanti di matematica avevano un'idea politica. Come pare di un'irgonza, forse sì. Ho colleghi che rinunciano completamente a legare di questioni attuali, che pensano che non vanno bene, chi è troppo pericoloso, chi è insomma, un pericolo, un rischio per vita, insomma. Che forse si confonde, per me la politica è il suo partito. Esattamente. L'idea politica, ognuno di noi deve tenere un'idea del mondo, di come deve andare le cose, su che è giusto e su che è sbagliato. Ma non vincerà nulla con il suo partito, penso. No, la penso commentativa. È la parola politica che ha perso il suo significato suo originario, la parola etica, la parola morale, e dunque in questo si è perduto tutto il resto, no? Manca tutto il resto. Laura, uno bisogno di tu è per il tempo venidore. Il primo bisogno che è di tutto, no? È tornare alla normalità in qualche maniera, ma una normalità che sia nuova, io spero. Che la normalità che abbiamo perso non vi è una grande normalità da formare, non so, me bella. Su Covid in qualche maniera è stata un'occasione, no? E come tutta la crisi si può comprendere su chi è andata a essere modificato, cambiato, la povertà è bestia, l'ingiustizia è bestia, la diseguaglianza sono bella manna, e dunque si può proporre una cosa che desidero è la giustizia sociale, naturalmente. Che le cose cambiano in mezzo su un nuovo tutto. Sì. E posi scuola te idea venese, come si può migliorare le cose che
penso a grandes a progetto più urbanos che forse bigherene annos e annos. La prima cosa può essere sul reclutamento, quindi a separare in mezzo gli insegnanti, perché sono issos, sono protagonisti, e fa che le classi più minoredda per seguire meglio gli studenti, questo è molto importante. E poi c'è anche un aspetto estetico della scuola. La scuola italiana sono orrenda, letteralmente, e in un caso penso che studiare in un luogo più bello aiuta a metà. Laura, io ti do grazie a voi il tempo che hai passato con noi, poi questionare un po' di tutto e finché hai cercato di dare un'altra prospettiva della scuola e speriamo di avere con noi sia spiegare e poi questionare di una scuola che speriamo sia in mezzo di cosa che abbiamo e di una società che sia in mezzo di cosa che abbiamo. Grazie, è un buon'ora.